Un caro saluto a tutti, siamo qui al Contarena, è una cosa eccezionale qui da Udine, ovvero eccezionale nel senso che non siamo in una trasmissione ciclica che si ripete di settimana in settimana, è una volta unica. Perché? Perché una volta all'anno c'è un ricordo, il ricordo di una persona che non c'è più e che il 29 novembre, ovvero ieri, sono trascorsi 7 anni dalla sua scomparsa. Sto parlando di Susanna D'Amele, di mia sorella. Ogni anno, da 7 anni a questa parte, abbiamo sempre fatto come famiglia, assieme alle associazioni AIDO e ANDOS, abbiamo sempre fatto un ricordo, un qualcosa. Quest'anno è un anno particolare perché purtroppo è l'anno di questo maledetto virus, del Covid-19, un 2020 che per la storia sarà ricordato proprio per questo. E allora l'iniziativa non può essere fatta nelle scuole, come solitamente abbiamo fatto negli anni precedenti, l'iniziativa non può essere un evento pubblico. E allora assieme all'Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, AIDO, e all'ANDOS, l'Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno, di cui Susanna è stata presidente a Pordenone, abbiamo pensato ad una trasmissione televisiva. E quindi grazie a Franco Terenzani, grazie ad Omar Costantini per quello che riguarda la disponibilità a realizzare questo ricordo, che non può essere solo il ricordo di una persona che non c'è più, vuole anche essere la possibilità di ricordare un po' tutte le persone che purtroppo ci hanno lasciato e ci guardano da lassù, io dico ci proteggono da lassù. Grazie di questa opportunità, grazie per averla permessa. Siamo in onda in televisione ma anche in internet e mandiamo questa trasmissione a chiunque ne farà richiesta. Ma soprattutto un grazie a chi ha deciso di parlare della sua esperienza. Un'esperienza molto importante, toccante, che ci renderà tutti più ricchi di informazione, di sensibilità, più ricchi di qualcosa dentro. Mi riferisco ad un grande campione di sport, più volte alle Olimpiadi, pluriolimpionico, salto in alto, un campione del CONI, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, un friulano tutto d'un pezzo, recentemente diventato anche papà. E ricorderemo e ripercorreremo anche questi passaggi. Mi riferisco ad Alessandro Talotti. Grazie ad Alessandro Talotti di essere qui con noi. Un 2020 che oltre al Covid Alessandro ricorderà nei tantissimi anni che ancora avrà davanti a sé e ha davanti a sé, anche perché magari può puntare ad una tripla cifra, ad arrivare ad oltre 100 anni, perché no? Io glielo auguro di cuore. Ma voglio dire, Alessandro Talotti ricorderà il 2020 per una diagnosi di tumore. Allora Alessandro, partiamo proprio da qua, da questo 2020, che vogliamo vedere ripercorrendo la tua storia di tumore, ma la vogliamo fare anche con il sorriso che poi nel corso di questo 2020 ti ha portato Elio, tuo figlio, che con Cinzia Silvia avete avuto, scusami Alessandro, che con Silvia avete avuto, no? E che assolutamente è stato un sorriso, un inno alla vita, un ulteriore miracolo. Ma andiamo a gennaio 2020, a febbraio 2020. Cosa è successo in quel momento, Alessandro? Allora si iniziava proprio a sentire parlare di Covid. Mi ricordo che il 29 gennaio abbiamo fatto l'Udin Jump Development dove c'era Sotomayor, dove c'erano Stefan Holm, i più grandi campioni del mondo sono venuti a Udine a un evento che abbiamo organizzato insieme alla Libertas Udine con gli amici di Giorgio e Mario Gasparetto e tantissimi assieme al comune. Insomma, è stato un evento bellissimo e proprio quel giorno lì
dalla Cina, dove erano previsti i mondiali indoor, arrivò la notizia che causa Covid venivano annullati. Era il primo evento internazionale che poi dopo ci siamo abituati a vederli, no? Ma in quel momento lì era stata particolare questa cosa del Covid che annullava un campionato del mondo. Quindi si iniziava a parlare di una cosa seria. Da lì a poche settimane io non stavo molto bene da qualche mese con l'intestino, facevo fatica un po' a digerire, le analisi sembravano buone, quelle normali, poi invece approfondendo mi ricordo anche la data perché poi magari è incredibile, noi saltatori in alto con i numeri siamo, non dico scaramantici, però vediamo nei numeri spesso dei significati forse in più di quelli che hanno. Comunque era il 20 di febbraio 2020 quando al mattino Silvia mi dice guarda, il test dice che sono incinta. Vabbè, ok, aspettiamo, non è il momento diciamo, pubblicarlo e dirlo a tutti, però era una bella notizia, mi ero svegliato col sorriso. E da lì a poche ore andai dal medico, vidi le analisi, assieme al medico capii che in realtà gli asterischi erano un po' troppi rispetto a quello che era la normalità, mi hanno tranquillizzato, mi hanno detto dobbiamo ancora vedere altre cose, abbiamo approfondito le analisi fino ad arrivare ai primi di marzo in cui il dottor Cristin al Policlinico Città di Udine mi disse Alessandro ti tengo dentro perché dobbiamo operare, rischi un'occlusione intestinale. E io in quel momento, mi ricordo era il 6 di marzo, che sinceramente anche da sportivo dicevo operiamo subito, no? Ero tutta la mattina che dicevo quando mi operano, quando mi operano. Fui l'ultimo di quella mattina, ero con mia mamma che aspettavo un po' di dolori alla pancia, insomma le TAC avevano dimostrato di alcune masse. Operiamoci. Da lì a pochi giorni il Covid aveva messo in quello che noi chiamiamo lockdown l'Italia, e quindi io mi trovai in questa stanza di ospedale, mi chiedevano di alzarmi in piedi, facevo molta fatica a stare in piedi vista l'operazione che mi aveva non del tutto risolto, anzi aveva creato un modo per andare avanti con le terapie. Per me era stato un po' anche una botta, diciamo, perché di solito io ero abituato ad avere a che fare con menischi, tendini, no? Dopo un'operazione ti aspetti una riabilitazione e il dolore poi doveva passare. E invece mi si apriva uno scenario non molto bello, soprattutto perché si conosce poco per fortuna o comunque non avevo avuto casi che avevo vissuto io personalmente, per cui quando sentivo parlare di chemioterapia mi faceva molta paura, così un po' mi si apriva davanti una strada abbastanza difficile. Nel giro di 2 o 3 giorni, tutto chiuso, neanche mia mamma poteva più venirmi a trovare in ospedale. E mi ricordo che camminavo per il corridoio che mi dicevano fai 2 passi, c'eravamo solo io e una signora perché avevano chiuso tutto, c'era questa signora operata ad anca che diceva vabbè dai siamo stati gli ultimi operati e io dicevo vabbè quasi quasi stava meglio lei di me, nel senso poverina si tirava avanti, ma l'avevo un po' invidiata perché il mio problema era un pelino più preoccupante insomma. Da lì, trovarsi soli. Io guardavo fuori dalla finestra e tra l'altro la città è ferma. Riuscivo, mi ricordo, con le poche forze che avevo, a fare una telefonata, massimo 2, preferibilmente la mattina. E mi ricordo che a turno gli amici, perché non riuscivo proprio a parlare, ero molto giù di forze, e allora gli amici si alternavano e tutti mi parlavano di un contesto in cui, che strana, la città vuota, i bar chiusi, e io dicevo, vabbè dai, non mi sto perdendo granché, no? Si è fermato il mondo perché pensavo che da lì a poco, so, 1 mese, 2, sarei tornato come prima, o comunque, come dire, e invece quando mi spiegavano i passaggi che dovevo fare, man mano che facevo altre visite, sono tornato a vivere a casa dei miei perché avevo bisogno di un'assistenza continua. Il lockdown aveva fatto sì che la mia ragazza Silvia fosse tornata a casa sua a Trieste da sua mamma e faceva, poverina, lei è una campionessa del mondo, diciamolo,
campionessa del mondo di pattinaggio, con un carattere di quelli veramente forti, e io cercavo un po' di tenerla su, anzi ero quasi contento che non potesse venirmi a vedere perché ero veramente... Allora, quelle 2 chiamate che facevamo insomma, per darci il buongiorno, la buonanotte, cercavo di tirarla su di morale, no? Dicevo, dai, adesso sei vicino al Burlo, fatti seguire lì che sono bravissimi. Non preoccuparti, non venire a Udine che qua hanno chiuso gli ospedali, state lì, controlla, perché sapevo che la cosa sarebbe durata mesi. E io avevo bisogno che lei, avevo questo pensiero anche del bambino, no? E ho detto, non preoccuparti, che qui va tutto bene. Tu porta avanti la gravidanza e poi io scherzando cercavo di dire, io cerco di sopravvivere fino ancora qualche mese, insomma. Cercavo di sdrammatizzare, no? C'era questa malattia che una volta scoperta fai un po' fatica anche a condividerla con le persone. Se non che poi ho incontrato nella mia strada dei medici come il dottor Petri all'ospedale, che è un altro chirurgo di fama internazionale, di una umanità sovraumana, cioè ti senti veramente... io l'ho trovata solo nei grandi campioni che ho potuto conoscere nella mia vita, proprio in Sotomayor, in queste persone incredibili di un'umiltà disarmante. E questi chirurghi e altri medici dell'ospedale che mi confortavano, mi spiegavano e mi dicevano che insomma si poteva fare, si poteva affrontare, le medicine c'erano e mi sono messo nelle loro mani. Mi ricordo che non riuscivo più neanche a mangiare e mi dicevano devi iniziare le cure e io dicevo ma scusa ma non devo un attimino recuperare da questa... No, non è l'operazione che ti sta facendo crollare, ma è la malattia. Se tu inizi, vedrai che andrà meglio. E io ho detto, mi fido, partiamo. Mi ricordo che mia mamma mi accompagnava tenendo con la sedia a rotelle perché non riuscivo a camminare molto, però l'ultimo pezzo dovevo mettere la mascherina e entrare. Dopo la prima terapia, alla sera, sono tornato a casa dopo qualche ora di letto d'ospedale e di iniezioni di questi medicinali che hanno evidentemente delle constatate degli effetti collaterali, che però io riuscivo diciamo, a controllare, il mio corpo reagiva. Io mi ricordo la sera stessa ho ripreso a mangiare, non ero ovviamente, come dire, come prima, ma c'era stato subito un segnale. Dopo erano passati. Alessandro, prima di continuare, che sarebbe ore da stare ad ascoltarti per questa avventura, ecco, tu hai ritenuto di rendere pubblica questa tua esperienza anche per sottolineare, lo hai già fatto, ma da un campione come te è importante che giunga, anche per parlare della sanità che funziona, della sanità che sa guarire. È questo, vero Alessandro? Sì, io mi sono sentito ad un certo punto, quando tra l'altro mi arriva il messaggio della mia ragazza, di Silvia, che mi diceva con la foto del bambino, è tutto a posto, potevamo in qualche modo anche dirlo, noi non è che l'abbiamo subito, però lì io ho avuto una reazione dentro di me, ho avuto una reazione che ancora di più dovevo affrontare questa cosa e da lì stavo mandando un messaggio a degli amici con il desiderio di condividere con alcuni amici questa mia esperienza, questo modo di dire anche grazie a quello che era il mondo che avevo intorno e confrontandomi poi con altri amici mi sono deciso di renderla proprio pubblica, questa che è diventata poi una lettera, in un periodo dove la gente affrontava delle problematiche che erano quelle di una prima chiusura, di un distanziamento sociale di cui non eravamo ovviamente preparati. Mi sono sentito di dire con orgoglio, e è quello che continuo a dire, cioè io ho sempre guardato, viaggiato, girato il mondo, ho sempre guardato l'America, gli Stati Uniti come il mondo delle grandi opportunità, però mi piace pensare che dagli Stati Uniti, dall'America, da tutto il mondo guardano l'Europa e dicono, ma sai che
In Europa ti curano gratis se ti ammali, cioè noi siamo in questo senso avanti, siamo... E io adesso non è che lo dico perché è Udine, ma sono orgoglioso e sono, cioè, grato a un sistema che nella mia situazione funziona. Poi è ovvio che se qualcuno potrebbe anche aver trovato delle difficoltà, io capisco che la sanità, soprattutto in un momento come questo, dove gli infermieri mancano, dove, cioè, affronta delle problematiche, ci sono sicuramente dei problemi che la gente ti dice sì, però non è tutto rose e fiori, ok, però io ho trovato un mondo preparato, un mondo disponibile, sensibile, medici che ti sanno parlare anche così, al di là di una prescrizione, no? Anche quasi in maniera psicologica, ho trovato psicologi, insomma, non è mai abbastanza il ringraziamento che poi cerchi di dare a chi in qualche modo ti ha salvato la vita e oggi mi ha permesso di veder nascere mio figlio. Ecco, e questa è una cosa fantastica, bellissima, perché come abbiamo detto prima è l'inno alla vita, la vita che continua, eccetera. È la vita di Elio, posso dire il nome di tuo figlio, l'ho già detto, la vita di Elio, figlio di Silvia e Alessandro, di due campioni dello sport, così bello vedere la felicità attorno a loro. Ma tu sei anche, Alessandro, lasciatelo dire, il testimonial di una sanità che funziona, ma anche e soprattutto di un coraggio nel affrontare un male che ancora oggi purtroppo qualcuno si porta via, sempre di meno, questo lo voglio sottolineare mille volte, sempre di meno, ma che purtroppo c'è ancora qualcuno. Ricordo Susanna, mia sorella, a 29 anni la prima diagnosi, 17 anni di lotta contro, con alti e bassi ovviamente, di lotta contro questo tumore all'interno fino ad arrivare a 46. Una volta la prima diagnosi, nell'arco di qualche mese, forse si andava anche subito al creatore, come si suol dire. Invece oggi non è così e oggi addirittura c'è chi guarisce assolutamente definitivamente. Tu sei la testimonianza di chi dice, lottando con convinzione, con voglia, io sostengo che dal tumore si può e si deve guarire. Sì, io sono convinto che la prima cosa da fare bisogna lottare. È un percorso, la guarigione totale in realtà è un traguardo che per chi in qualche modo, io ho sempre pensato di vivere il momento, di dare, di dare valore a quello che vivi, no? Quindi in questo momento mi sto godendo mio figlio. È ovvio che la mia responsabilità nei suoi confronti, la mia voglia di vederlo crescere, è un desiderio di avere tanti tanti anni davanti e di poterlo veramente veder magari correre in un campo sportivo e magari un domani laurearsi, un domani, come dire, diventare anch'io nonno, non lo so, è il ciclo della vita, però quello che dico bisogna affrontare una malattia come questa, grave o meno grave, a seconda dei casi, bisogna affrontarla con la massima fiducia e lottare perché anche io che mi sono sentito veramente, io non dico che ho visto la morte in faccia, ma mi sono sentito proprio che non avrei potuto mai più tornare a fare una passeggiata, invece sono tornato. Non lo so, ma in realtà non lo sa nessuno quanti anni abbiamo davanti, nessuno può sapere che cosa ci aspetta il futuro. Io proprio ero lì nel letto di ospedale, ancora era successo l'incidente a Zanardi, pensavo a chi comunque ha avuto, se n'è andato anche per via del Covid. Voglio dire, ognuno nella vita non sa cosa gli può succedere, però lottare sì, perché io ho avuto una grande fortuna che è quella di avere un mondo dello sport, ma intendo dire tutto il mondo dello sport, non solo dell'atletica, non solo gli amici, ma migliaia di persone che ho conosciuto nella mia vita che si sono fatte sentire, mi hanno mandato una energia incredibile. E in questa fase in cui io vado a fare le terapie in ospedale, ormai mi conoscono tutti e la gente, pur essendo tutti mascherati, un po' ti vedono un po' alto, poi quando dici il nome per farti dare le medicine, dicono, ah, sei tu. Un esempio, un ragazzo, penso avesse neanche 40 anni,
mi diceva che era lì nel letto vicino a me e mi ha detto, mi hanno comunicato di questa cosa, ero da mia mamma che bevevo il caffè e mia mamma mi ha detto, guarda che c'è una lettera di Alessandro Talotti sul giornale e leggendo le tue parole mi ha dato coraggio, grazie perché adesso faccio la mia prima seduta, però mi sono sentito un po' anche portavoce di tutte queste persone che stanno lottando e che magari perché non sono state sui giornali, non hanno magari migliaia di followers su Instagram o non hanno neanche Instagram, rischiano di sentirsi un po' sole. È ovvio che le famiglie sono indispensabili. Io ho avuto questa famiglia enorme che è il mondo dello sport, che è una cosa incredibile. Ecco, voglio ricordare anche a chi non ha questa fortuna di avere tutte queste persone che ti dicono, ti spronano, ti tifano anche in una situazione come questa, non siete sole, chiedete aiuto perché può aiutare sentirsi, diciamo, anche una parola di una persona che magari, come dire, non lo sa, no? Perché queste sono malattie che poi uno si porta avanti e poi dice, ah, non lo sapevo, no? Perché non è come la nascita di un figlio che metti i fiocchi rosa o i fiocchi azzurri, no? E quindi fatevi aiutare, lottate sempre, perché poi il sole, come lo è stato Elio per me, significa proprio sole dal greco, torna sempre a splendere in un modo o nell'altro. Alessandro, abbiamo ancora qualche minuto, 2 o 3 minuti, prima di una pausa pubblicitaria, poi ci rivediamo subito dopo la pausa pubblicitaria, per parlare di una terapia, la chemioterapia. Come la stai affrontando, a che punto sei arrivato e anche qui come la tua esperienza, Alessandro, può essere utile alle non poche persone che purtroppo devono fare la chemioterapia. Allora, fa un po' paura iniziare un percorso di questo tipo, però i medici sono bravi a farti, diciamo, una cosa progressiva. Io l'ho affrontata proprio come un allenamento, infatti ti senti stanco alla sera, il giorno dopo sei a terra. Ne ho passata una dove poi mi hanno dovuto un po' bloccare perché sono andato un po' oltre, perché quando mi chiedono vuoi farne ancora, siamo bene, si può andare avanti, te la senti? E io ho sempre detto di sì, perché mi sembra di alzare l'asticella e provare a sconfiggere questo avversario che io ho sempre trattato con con un certo fair play, non l'ho mai denigrato come si fa con un avversario, bisogna rispettarlo. E ogni tanto mi è capitato di avere dei ragazzi o dei signori che avevano fatto atletica e dicevano, domani è dura, no? Dopo la cosa. E io dicevo, bene se è dura, perché è come dopo un allenamento, se non hai mal di gambe, se non ti senti stanco dopo un allenamento, non vuol dire che non ti sei allenato. Quindi affrontiamola e ascoltiamo il nostro corpo anche nel dolore, perché una frase che si diceva quando ci si allenava, ma ti parlo in tutto il mondo, mi ricordo quando ero in Svezia, anche Hall me lo diceva sempre, quando mi alzavo con i dolori, quando mi allenavo con lui, ho mal di gambe, e lui mi diceva, guarda, il giorno in cui non si sentono dolori, per noi atleti vuol dire che siamo morti, quindi i dolori sono comunque una sensazione che va gestita e si fa tutto, le cure sono migliorate, ci sono anche e si soffre, anche nell'allenamento si soffre. E quindi coraggio e andare avanti. Bene, allora grazie ad Alessandro Talotti per queste prime sue dichiarazioni, grazie veramente perché, come ho detto all'inizio di questa trasmissione, ne stiamo uscendo molto più ricchi e non c'entra il denaro o qualcuno può dire vil denaro, non stiamo parlando di quello, che serve, è ovvio che serve anche quello, ma non stiamo parlando di quello, ma stiamo parlando di valori, stiamo parlando di cose molto importanti, stiamo parlando del ricordo di una persona che non ce l'ha fatta, di Susanna D'Amele, però stiamo parlando con la gioia e anche il sorriso. Queste mascherine fanno sì che il sorriso si possa vedere solo guardando bene negli occhi delle persone. Io sto vedendo
mentre mi sto bevendo tutto d'un fiato, qui al Contarena si beve anche, quindi mi sto bevendo tutto d'un fiato, nessun alcolico né analcolico, ma bevendo tutto d'un fiato quello che Alessandro Talotti ci sta dicendo, e sto vedendo nei suoi occhi appunto la forza, il coraggio, il sorriso, la volontà, la determinazione. Questi sono aspetti molto importanti ed è per questo che ogni anno facciamo un qualcosa in ricordo di una persona che non c'è più, per lanciare un messaggio che è sì di ricordo, è sì di come dire, memoria, se vogliamo, sotto un certo punto di vista, memoria nel senso di non dimenticare, ma lo facciamo anche e soprattutto perché desideriamo lanciare dei messaggi a favore della vita. E allora quello di Alessandro Talotti è certamente un messaggio a favore non solo della vita, ma a favore di quello che è il bello della vita, anche in una situazione evidentemente di difficoltà come quella che ha affrontato e che sta affrontando e che tante altre persone purtroppo in una maniera o nell'altra possono affrontare. Seconda e ultima parte di Ricordando Susanna D'Amele, ricordando Susanna, ricordando una persona che dopo 17 anni non ce l'ha fatta a rimanere con noi, ma che è con noi da lassù. E noi ogni anno, ormai questo è il 7° anno, ricordiamo appunto Susanna per fare un po' il punto della situazione su quello che vuole essere una volontà, sì, di ricordare, ma anche e soprattutto di andare avanti, di guardare avanti. Ecco perché abbiamo i calendari dell'Aido qui con noi, i braccialetti dell'Aido, di cui ti faccio dono, Alessandro, perché è un dato molto importante, è quello appunto di essere testimonial della cultura della donazione. E accanto all'Aido, l'Andos, brillantemente portata avanti a Udine da Mariangela Fantin, una professoressa veramente fantastica che ci ricorda continuamente l'importanza di quello che è per le donne operate al seno, di quello che è la vittoria, di quella che è la vita dopo un'operazione al seno. Una vita viva che tu hai avuto nell'arco della tua carriera in maniera fantastica, perché ricordiamo, hai fatto 3 Olimpiadi, sei stato uno dei pochi ad aver fatto 3 Olimpiadi, le vogliamo brevemente ricordare tutte e 3, il salto in alto, le tue esperienze e quello che ti rimane dentro. Sì, beh, allora l'emozione più grande è stata... Allora, quando non avevo neanche 20 anni, per 3 centimetri non sono riuscito ad andare alle Olimpiadi di Sydney, che era comunque un sogno, no? Però effettivamente ero molto giovane, però impressiona questa cosa dei 3 centimetri. Ci ho messo 4 anni per accumulare centimetro dopo centimetro, perché tanti, diciamo, mi chiedono e trovano in queste parole la risposta a tutti i sacrifici, anche per, per raggiungere altri obiettivi. Non si raggiungono in poco tempo, bisogna metterci ore, passione, anni, no? Spesso di studio, di lavoro, di impegno. E a me piace ricordare la più bella Olimpiade, che è quella di Atene, dove sono andato anche in finale, dove ho potuto gareggiare nella patria dove sono nate le Olimpiadi, dove c'è stato, insomma, dove c'è tutto un fascino. E mi sono goduto e mi sono anche conquistato poi le Olimpiadi di Pechino, che invece erano tutta un'altra cosa, erano Olimpiadi, i giochi olimpici più sfarzosi. Mi sembra che era in quel momento lì è stata la- la manifestazione d'apertura più costosa della storia. Non so se Sochi forse sono riusciti a spendere di più, ma lo spettacolo di una Cina che voleva mostrarsi al mondo più grande di tutti. E poi in realtà la terza Olimpiade l'ho fatta da dirigente, ma insomma sono stato, mi vanto di aver, diciamo, di essere passato dalla parte di chi aiuta in questo caso lo sport, e con la Federazione di Atletica Leggera ero consigliere federale per Rio 2016, scusate, Rio 2016, in mezzo c'era stata Londra, ma Londra l'avevo fatta solo da turista perché sono arrivato con le stampelle in questa Olimpiade.
sono andato a Londra e avevo le stampelle e sono andato a vedere purtroppo le gare dagli spalti. E poi appunto ho avuto l'occasione di passare dalla parte di quelli che ma da atleta ancora non li conosci tanto, no? I dirigenti, questa figura strana che però fa muovere il mondo dello sport. Gli atleti e gli allenatori sono quelli che trovi in campo tutti i giorni, che sono diciamo, il vero motore, no? E dietro c'è tutto un lavoro dietro le quinte che mi ha appassionato in questa seconda carriera sportiva, come dire. Ecco, io ho girato e ho conosciuto il mondo attraverso lo sport, ho conosciuto tante persone e tante culture e ho capito, credo, comunque ho cercato di capire il significato, no, dello sport e di questo confronto con l'avversario, di nazionalità diverse, di colori diversi, di religioni diverse. Sai, arrivavo da Udine, trovare persone musulmane. Io sono andato a gareggiare in Qatar e c'erano le ragazze con il velo, è particolare, insomma, una cosa che ti rimane, no? Come esperienza. E poi mi sembrava di viaggiare nel tempo, perché quando andavo a gareggiare in Africa mi sembrava di tornare indietro nel tempo, quando andavo a Los Angeles mi sembrava di andare avanti nel tempo. E tutte queste esperienze mi hanno fatto capire anche cosa voglio lasciare un domani anche a mio figlio, l'esperienza, no, dello sport, quanto sia importante. E proprio devo dire che la cosa più importante che vorrei lasciare a mio figlio è una bella frase, è un bel modo di dire ali per volare, cioè la voglia e la possibilità di girare il mondo, l'Europa. Voglio che Elio sia un cittadino europeo, che sia orgoglioso di essere in un continente senza confini, senza filo spinato, senza frontiere. Vorrei dargli radici per tornare, cioè che lui si senta anche friulano, che si senta Friuli Venezia Giulia, perché è anche un po' triestino, è nato a Trieste, sua mamma è triestina, e quindi che abbia delle radici forti del paese dove è nato e dove crescerà, e voglio dargli anche un motivo per rimanere, quindi che giri il mondo, che vada, e spero che sia un messaggio che arriva a tutti, nel senso scoprite il mondo come ho fatto io e poi tornate, perché l'Italia ha bisogno degli italiani, ha bisogno di noi friulani, ha bisogno del- di una, di una concezione così, di un patriottismo che in realtà abbiamo. Siamo stati grandi, abbiamo reso grande il mondo e possiamo ancora rendere grande il nostro paese. Alessandro, hai più volte ricordato Silvia, campionessa, anche lei sportiva, campionessa mondiale. Ecco, ma vogliamo ricordare e rendere noto come è stato il vostro primo incontro? Ecco, vogliamo dire dove è stato? È stato in un campo di atletica, in un campo in una pista, dove è stato? Allora, succedeva che io avevo sentito parlare di lei perché vinceva i mondiali, adesso nella mia esperienza del CONI, rispetto a prima che ho conosciuto molto bene il mondo dell'atletica, da rappresentante del CONI provinciale, in qualche modo ho conosciuto tutti gli altri sport, li ho conosciuti in maniera più approfondita, andavo a vedere le gare, le manifestazioni, le feste, le premiazioni, e Silvia l'avevo proprio conosciuta quando Fontanini in provincia le diede un premio per, insomma, assieme ad altri rappresentanti del nostro territorio, per una grande manifestazione che aveva vinto, che erano i mondiali di Nanchino, se non sbaglio, quindi in Cina, e, e presentavano dei giochi a Lignano, al quale poi io ero delegato ad andare. Mi ricordo che dicevo, boh, vado a vedere, no? C'è questo campionato e lei è la madrina, vado volentieri. Dalla segreteria del CONI mi dissero, guarda che forse va Brandolin. Ma ho detto, ma vado anch'io volentieri, perché tu vuoi andare a vedere la Stibili, eh? E io dicevo, ma sì, dai, vado volentieri se serve. Quel giorno Brandolin non poteva andare, e sarei andato comunque anch'io, perché veramente seguire lo sport nella nostra regione mi è piaciuto tantissimo in questi 4 anni. E anche nella malattia, quando poi è ripreso, devo dire che mi ha dato tanto, e l'ho dato anche a tanti altri nella mia condizione di malati. Cioè, mi ricordo quando ho fatto
la Chemio che la sera giocava l'Italia, che uno fa, come voi che sta usgnota giù all'Italia, cioè lo sport non serve solo a chi lo pratica, serve anche a chi lo guarda per così, quando magari non hai la possibilità anche di andare a vederlo, però lo guardi in televisione. E io ho seguito tante gare e insomma andavo volentieri a seguire questa, questa stella del nostro pattinaggio. Da lì a qualche tempo ci siamo conosciuti un pochino e poi dopo, anzi, forse prima è scattato l'amore perché è stato anche un colpo di fulmine, no? Però piano piano abbiamo iniziato a frequentarci e le mie riunioni a Trieste duravano sempre un po' di più di quello che dovevano, perché approfittavo di fare così un aperitivo a Muggia piuttosto che al Caffè degli Specchi e poi lei anche si allenava a San Vito e sua mamma non capiva come mai durava sempre un po' di più il viaggio di ritorno, arrivava sempre un po' più tardi e insomma abbiamo iniziato a frequentarci fino a poi l'ho seguita, l'ho vista vincere 2 mondiali, insomma uno sport appassionante, anche il pattinaggio a rotelle mi ha fatto, cioè la nostra regione ha una tradizione incredibile, già Orgnano, io sono di Campoformide originario, quindi Orgnano vinceva i campionati del mondo, ha vinto una volta i campionati del mondo di pattinaggio a squadre. Insomma, orgoglio friulano, veramente. Assolutamente. Bellissimo questa avventura, questo ricordo di appunto come hai conosciuto Silvia e anche e soprattutto il fatto che poi da questo grande amore sia nato adesso Elio che vi riempie la vita e che vi dà una prospettiva futura di grande rilevanza. Hai parlato prima di aperitivi, adesso forse è il caso di lanciare invece un messaggio che per gli aperitivi è il caso di andare molto cauti in questa fase, è il caso appunto di essere molto molto attenti. Ci sarà il tempo più avanti degli aperitivi, lo diciamo anche qui in un bar che ci ospita, lo diciamo qui proprio con la consapevolezza di quello che deve essere il rispetto delle regole e quindi della mascherina, la mascherina sempre per tutela nostra e delle persone con le quali stiamo a fianco. Questo è assolutamente rilevante. Allora io ti vorrei far fare sì un appello al rispetto delle regole, mascherina, distanziamento, lavaggio frequente delle mani. Queste sono le 3 regole basilari, anche ricordando il fatto che andando con la mascherina tu quando fai le tue visite in ospedale sei in fila nel rispetto Raccontacelo tu Alessandro. Sì, questa esperienza della chemioterapia per me è iniziata proprio nel momento in cui sì, proprio eravamo in pieno lockdown e mi ha impressionato vedere tante persone in fila per entrare a fare questa terapia. Cioè si sa che non sono né io il primo neanche l'ultimo purtroppo a affrontare questo problema, però mi ha impressionato il numero di persone e essere in fila per andare a fare le terapie. Forse anche il fatto della mascherina, dei controlli, avevano un po' rallentato la normale situazione. Il rispetto delle regole, io credo che ci siano in questo momento 3 grandi generazioni che a confronto, i ventenni di oggi, quelli che come me hanno 40 anni e poi quelli un pochino più vicini alla tua generazione. Diciamo, no? Se dividessimo in queste tre macro categorie, quelli che vengono dalla tua generazione sono che hanno fatto il militare, che hanno passato un certo tipo hanno ricevuto una cultura dai loro genitori, sono un pochino più rispettosi di solito. I ventenni, bene o male, non ci pensano. C'è questa fase a metà in cui crediamo di aver vissuto, di sapere tutto nella vita e lo diciamo spesso. Allora, inviterei, se mi posso permettere, a cercare di non essere troppo polemici sui decreti, nel senso lasciamo fare il lavoro a chi lo sta facendo e a chi in qualche modo ci costringe a mettere questa mascherina. Qualcuno ha parlato, scrivono, no? Scrivono sui social, ci vogliono tappare la bocca, ma non è vero. Ma non è un problema che non sia vero. Diciamo, cerchiamo di non istigare
quantomeno le persone che stanno già affrontando una grossa difficoltà. Secondo me c'è una parte di persone che non lo sa, ma sta buttando benzina sul fuoco in una situazione che è abbastanza difficile. Io sono stato abituato, nella mia vita sono stato carabiniere, ho gareggiato col gruppo sportivo dei carabinieri prima di congedarmi. E io ho avuto questo imprinting di rispettare anche quello che ti viene detto dall'alto. E invece qualcuno pensa di poter dire no, questa è una regola che non voglio seguire e fanno le manifestazioni. Dico questo, siamo tutti molto più attenti, mani, mascherina, e nonostante questo è difficile contenere, no? Perché poi si vede e purtroppo le persone si ammalano ogni giorno, personaggi anche noti, la Pellegrini, Valentino Rossi, ma è un po' come quando ci hanno costretti, tra virgolette, a indossare il casco per andare in moto. Una volta non era obbligatorio, adesso lo è. Non è che non muore più nessuno, voglio dire, purtroppo la moto può, però ti sentiresti di dire, beh, io non sono mai caduto, a cosa serve il casco? Ecco, la mascherina è uno degli indici, ma ecco, cerchiamo di tenere le energie per costruire e non per istigare, perché effettivamente c'è molta gente, come sono io, che ha tanta paura che il virus continui a espandersi perché siamo un pochino più deboli, e quindi, oppure più gli anziani. È inutile dire, vabbè, tanto aveva 80 anni, aveva 70 anni, aveva 90, ho capito, però, voglio dire, i numeri a volte vengono contestati perché sono bassi, però chi ha perso la nonna o chi ha perso la mamma ne aveva solo una, non è che ne aveva 30.000, e quindi cerchiamo di avere quello spirito che forse a marzo c'era un po' di più, ce la faremo, saremo. Io mi sentirei di incentivare questo, rispettiamo le regole, facciamoci vedere che siamo capaci, e anche come mondo dello sport stiamo facendo delle proposte valide, facciamoci vedere uniti, cogliamo questa occasione per dire ok, siamo uniti, siamo tutti, remiamo dalla stessa parte. Grazie, grazie veramente ad Alessandro Talotti per tutte le parole che ci ha riservato, ci ha detto, per il tempo che ha dedicato accogliendo il mio invito a venire qui a parlare, a rispondere alle mie domande, perché questa testimonianza vuole essere appunto il ricordo di una persona che non ce l'ha fatta 7 anni fa, il 29 novembre del 2013, ma che ha lasciato in eredità appunto una volontà. Lei è stata, Susanna D'Amele è stata presidente dell'Andos di Pordenone, ovviamente dopo essere stata operata al seno, aveva dentro di sé il desiderio di donare gli organi, non lo ha potuto fare a causa appunto della sua malattia tumorale, ma quella era una sua volontà. E allora nel ricordo io credo che sia bello riuscire a coniugare momenti importanti di testimonianza, come ha fatto così brillantemente Alessandro Talotti, momenti di suggerimento al rispetto delle regole, momenti valoriali di grande importanza per una sanità che funziona, una sanità gratis, ricordiamocelo, che funziona. Sì, è vero, paghiamo le tasse, eccetera, i fondi pubblici vanno lì, eccetera, tutto quello che vogliamo, ma in tanti altri paesi, se non hai la carta di credito con un conto corrente gonfio in banca, non riesci ad accedere alle cure importanti. Qui da noi sì. E qui da noi, come ci ha detto Alessandro, con dati rilevanti di una medicina che funziona, di medici, infermieri, paramedici, personale sanitario tutto, che ha ricercatori, giustamente vi suggerisce Talotti, che hanno il desiderio di fare e fare il bene degli altri. Questi erano i valori che volevamo lanciare, grazie a tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di questo ricordo, di questa trasmissione a 7 anni da Susanna D'Amele. Ora abbiamo un piccolissimo ricordo, un quadro, una litografia per Alessandro Talotti, che appunto diamo a ricordo di questa giornata, un mio piccolo presente personale assieme al calendario dell'Aido, ai braccialetti
dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Ricordo che chiunque si può iscrivere, anche questa è un'iscrizione gratuita, sul sito www.aido.it si scarica il modulo e lo si spedisce con una copia della propria carta d'identità o altro documento d'identità. Ora abbiamo dei filmati che ricordano l'attività dell'Aido, che ricordano Susanna, delle immagini che la riguardano. E con questo io ringrazio ancora una volta Alessandro Talotti e, come amava salutare mia sorella Susanna alla fine di qualunque tipo di incontro, a tutti quanti buona vita. Cara Susi, domenica scorsa siamo andati in provincia di Treviso a trovare padre Claudio Pighin, il missionario pordenonese dal quale tuo nipote Marco e io abbiamo fatto nel 2009 un'esperienza di volontariato a Belém, nello stato brasiliano del Pará. Momenti indimenticabili. Padre Claudio ha voluto dedicare la messa a te e ha avuto parole di grande conforto con e per la mamma. Ha detto che la morte è solamente un sonno dal quale ci sveglieremo tutti assieme per stare finalmente tutti bene e in pace. Oggi ho poi visto alla televisione la partita del Brasile per la Coppa del Mondo del calcio. A giugno 2013 eravamo al Maracanã e tu eri molto felice, una gioia che ci avevi trasmesso con amore. Quanto siamo stati bene a Ipanema, Garota. Cara Susi, uno dei ricordi più belli degli ultimi anni è stato il battesimo di tuo nipote Matteo alla Basilica di Aquileia. Tu, madrina, eri bellissima quel giorno, avevi occhi solo per lui, occhi pieni di amore, dolcezza, affetto. Sai, il libro Comunico ergo sei viva, che raccoglie i post dei primi mesi dopo la tua scomparsa, è dedicato proprio a Matteo, affinché un domani, quando sarà grande, lo possa leggere e possa scoprire che nei suoi primi 3 anni di vita ha avuto la fortuna di avere una zia che lo ha amato tanto. Oggi Facebook ci dà la possibilità di mantenere vivo il ricordo di chi non c'è più. A me questa cosa consola molto e fa bene. Per questo ancora oggi spesso ti scrivo su questo social, nella tua pagina ancora piena di gatti e tanto amore. Pensando a Susanna, che era iscritta all'Aido e che purtroppo non ha potuto esaudire l'ultimo suo desiderio, che era quello di donare gli organi a causa di una malattia, posso solo dire che è stato un esempio per tutti. Cara Susi, alcune tue amiche dei gatti sono diventate amiche mie di Facebook. Ho colto grande sensibilità e ricordi meravigliosi di te, del tuo essere, della tua personalità, dei tuoi comportamenti. Grazie anche di questo. Intanto tuo nipote Matteo ha spessissimo con sé il libretto sui gatti che tu gli avevi regalato. Poco fa parlava coi gattini in figura. Mi sa che è già un gattofilo. Ieri e oggi Claudio è andato a un'esposizione felina a Villorba di Treviso. Non era solo, sotto tanti punti di vista, tanti veramente. Cara Susi, oggi ho visto un gatto nero per la strada, sembrava la nostra Nucci. A proposito, lassù ci sono anche le anime dei gatti? Ne stai curando tu almeno un po'? Sono certo di sì. Ciao gattofila splendida e amata. Per finire abbiamo l'intervento di una persona che non è una professionista implicata nella diagnosi e nella cura del tumore della mammella, che però per noi è molto importante, la signora Susanna D'Amele, la quale è presidente del comitato ANDOS della provincia di Pordenone. ANDOS vuol dire Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, e ascoltiamo con interesse quello che ci dirà. Prego signora.
L'Andos è un'associazione di donne che ha vissuto l'esperienza della malattia e che vogliono mettere a disposizione delle altre donne la propria esperienza e il proprio vissuto, in modo di poterle aiutare. Nasce da questa disponibilità l'Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno. Il Comitato di Pordenone è nato nel 1989 per desiderio di alcune donne che avevano vissuto questa esperienza e si erano rese conto che potevano aiutarne delle altre a superare dei momenti difficili. Per parecchi anni l'Andos è stato ospitato dalla Croce Rossa Italiana e dal 1996 ha sede a Pordenone in via Piave 54 nel quartiere di Torre.